C'è una condanna, 24 anni, c'è un risarcimento, ma lei ha detto nessuno mi restituirà mio figlio. Com'è quest'anno e mezzo, quest'anno e qualche mese senza Mattia? Com'è Com'è? per una mamma? È una lotta ogni giorno. Dal 25 settembre del 2022 Rosa Caruso lotta ogni giorno contro il dolore, contro un'assenza che non potrà mai essere colmata, la perdita di un figlio. Ieri in aula Rosa, insieme a suo marito Tino, ha ascoltato la sentenza che ha condannato in primo grado Valentina Boscaro a 24 anni di reclusione per aver ucciso suo figlio Mattia con una coltellata al cuore. Siamo soddisfatti della sentenza che è stata data, anche se mio figlio non tornerà più indietro, ma perlomeno abbiamo avuto la soddisfazione che sia stata fatta, cioè, che sia stata fatta luce sulla personalità di mio figlio, che alla fine non era poi non era vero tutte le calunnie che lei ha raccontato. In aula la pubblica accusa ha definito Valentina Boscaro bugiarda e manipolatrice. Più volte abbiamo messo in guardia mio figlio, abbiamo chiesto di interrompere questa relazione perché cioè, era chiaro che non era una relazione buona, era una relazione che non poteva portare altro che guai o chissà che cosa, però purtroppo lui non sentiva nessuno, vedeva solo lei, era innamorato. La storia dell'aborto che tanto si è discusso ieri in aula, voi ne eravate a conoscenza? No, noi non abbiamo mai sentito niente di tutto ciò, non sapevamo niente, penso che sia una storia inventata anche questa. Mattia, da quando stava con Valentina, era cambiato, racconta mamma Rosa. Un ragazzo che amava vivere la vita e da quando era con Valentina ogni giorno peggiorava la cosa. Lui è cambiato caratterialmente proprio, era sempre nervoso, sempre arrabbiato. Ieri in aula Rosa e Valentina per pochi istanti hanno incrociato lo sguardo. Non ha un minimo di pentimento, non è pentita per niente. Era fredda, era addirittura sorridente, l'ho vista sorridere. No, no, penso che non sia pentita.